video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina qui sopra. Ciao amici di GT Ferro Team, io sono Giulia e oggi mi trovo a Vicenza al Mondo Motori, venite con me. Ed eccoci qua amici, siamo all'interno del padiglione dedicato alle auto sportive e quella che vedete alle mie spalle è la Ferrari. Con cui il pilota Roberto Ragazzi si è confermato il dominatore assoluto del gruppo GT nella stagione 2022 del trofeo italiano Velocità Montagna. Ed eccoci qua, siamo con Mario, responsabile di Viaggiare Rent. Ciao Mario. Ciao. E parlaci un po' di questo noleggio. Ok, allora questo noleggio a lungo termine si può attuare con varie formule, quindi dai 24 mesi fino ai 60 mesi. Ok, si stabilisce un canone mensile e da là procediamo con il calcolo della rata. Si può eventualmente fare, dipende dal chilometraggio, quindi dai 20.000 km fino ai 40.000 km o addirittura chilometraggio illimitato. Noi scegliamo la rata su misura e possiamo, le tempistiche di consegna sono veloci, quindi si tratta di un mese massimo di consegna. Okay. E vabbè, ho già detto che la rata comunque si definisce con il cliente. Questo è il nuovo ultimo modello di Skoda, è l'Enyaq. È full elettrica, è un'autonomia di 500 km con la ricarica e quindi si può effettuare questi 500 km, poi si può ricaricare a casa tranquillamente con la presa tedesca o con le colonnine a seconda di come sia più comodo col cliente. Ok. E questa macchina di listino viene 58.000 euro e una rata mensile più o meno su questa auto è sui 600 euro al mese, i vati. Ok, perfetto, io ti ringrazio, ti auguro Grazie una buona a te, giornata. grazie mille. E a tra poco. Grazie mille. Ed eccoci qua, quella che vedete accanto a me è la Renault Megane E-Tech 100% elettrica. Questo invece è il nuovo Duster della Dacia che ha un motore a benzina GPL. Siamo con un'icona delle auto italiane, l'Alfa Romeo Giulia.
Ed eccoci qua, mi trovo a bordo della nuova Aygo X, il crossover grintoso e compatto in stile urban. Si differenzia per i grandi cerchi in lega e la posizione di guida più alta. Con le esclusive colorazioni bicolore e un design d'impatto, la nuova Toyota Aygo X si distingue da tutte le altre auto in strada. Ed eccoci qua, siamo qua con Daniele. Ciao Daniele. Salve. Parlaci un po' di questo stand bellissimo. Allora, lo stand fa parte, anzi è gestito dall'associazione VLT, Ok. che è un'associazione di e-sport puntata principalmente nel gioco FIFA, che credo che tutti Sì. conosciamo, gioco di calcio. E invece io faccio da sponsor a questa associazione qui, perché ho sviluppato una piattaforma per la gestione della vendita e post vendita per i concessionari delle auto, ovviamente. E invece questo macchinario fa parte del negozio Electrofox, altro sponsor molto importante sempre dell'associazione VLT, dove è disponibile questa bellissimo workstation, posto di lavoro, in cui hai a disposizione 3 monitor e puoi inclinare in qualsiasi modo che si vuole, sempre per comodità, lo schienale e tutto quello che riguarda la serie per lavorare nel miglior modo Bellissima possibile. postazione. Esattamente. Vedo anche dei ragazzi che stanno giocando. E a cosa stanno giocando? Stanno provando qualcosa? Stanno soprattutto provando la nuova PlayStation 5, Ok. che è introvabile ormai. Ho sentito. Infatti abbiamo avuto la fortuna 2 anni fa di riuscire a acquistare un lotto da 8 console. E al suo interno c'è sia Fortnite, FIFA, Call of Duty, tutti i giochi diciamo più importanti che ora vanno di moda, più conosciuti, Esatto. esattamente. E è titolo, cioè, a disposizione in modo gratuito per tutti i visitatori qui della fiera. Ah, questo invece è un simulatore di realtà virtuale, Esatto. giusto? Parlaci un po' di... Questo simulatore è, come ben dicevi te, è di realtà virtuale per quanto riguarda la Formula 1 e tramite quello che ora è molto conosciuto come VR, che sono questi occhialetti come l'Oculus, che è molto famoso grazie al metaverso e tutto quello che comunque ha creato Zuckerberg, che ti fa proprio vivere le sensazioni di essere dentro un'auto di Formula 1 e guidare. Bellissimo. Ma anche la tensione, perché come potrete notare, quando si tolgono questi occhialetti sono anche sudati. Si medesimano. Si medesimano. Tipo lo sbandamento, Ah, è oppure tutto più reale possibile. Più reale possibile. Mancherebbe soltanto che la sedia si muovesse e è come essere dentro un'auto. pista. È come essere in pista, esattamente. Ed è l'attrazione che ora sta andando molto molto in voga in questo periodo, ma anche soprattutto qui in fiera. Tutti vengono qui, possiamo provare. Siete qua apposta. Esatto, siamo qui apposta. E per questo si divertono molto, sia piccini che anche adulti. Ah, Ed sì, è quello tutti bello. quanti, Tutti si quanti, sì. Perché chi non ha la possibilità ovviamente Di andare in pista. di andare in pista, perché è un bel costo, qua è molto più fattibile. Ci si accontenta. Ci si accontenta molto, molto. Va bene, grazie. Questo è qua.
Eccoci qua, ci troviamo nel padiglione delle auto storiche e questa è la Fiat Laureati, che prende il nome dal suo costruttore, l'ingegnere Laureati di Ascoli Piceno, con un pilota dilettante con cui partecipò con questa autovettura alle 4.000 miglia e con discreti risultati. Ed eccoci qua, siamo qua con Massimo. Ciao Massimo. Ciao. E sei il presidente dell'Orange Gang, Sì, giusto? sono Massimo, sono presidente dell'Orange Gang Motorcycle Clan di Vicenza e siamo a questa fiera, a questa manifestazione come club con il nostro stand e anche per promuovere un'iniziativa che verrà fatta domenica 11, Ok. si chiama Toy Run ed è in favore di un ente benefico e viene fatto da tutti i motociclisti vicentini. Wow. Quindi Siamo tutti coinvolti, quindi non ci sono colori, sono tutti quanti motociclisti e facciamo questa cosa benefica, a scopo benefico. Perfetto. Grazie mille, io ti ringrazio. Grazie a voi. E Grazie. buona continuazione. Grazie mille a te. Grazie. Siamo giunti al termine di questa bellissima giornata trascorsa tra auto, moto e qualche intervista e io vi aspetto a fine gennaio a Verona al Motorbike Expo. Un bacio!